Via Municipio, per salutare il ritorno al lavoro dell'oste, qualcuno gli lascia addirittura una dedica all'ingresso. Tra l'ora dell'aperitivo e quella del pranzo, Treviso si riappropria di un pezzo di normalità. Bar e ristoranti tornano ad accogliere i clienti, anche se solo all'esterno. In piazzetta Indipendenza questi ragazzi festeggiano, seduti ai tavolini, la laurea. Una laurea magistrale è un passo importante, deve essere fatto in presenza. Ma bar, pizzerie e trattorie fanno i conti con un lunedì freddino in cui minaccia di piovere e le scuole sono chiuse per il ponte di San Liberale. E stasera? Stasera vediamo, ma questo tempo qua non prendete per niente buono. Se arriva la pioggia e brutto tempo, freddo, salta tutto purtroppo, quindi è una variabile che gioca tanto in questo periodo. Non si sa bene se uno può bere a che ora, in piedi, fuori, al banco, il discorso del banco non si sa, quindi dovrebbero essere un po' più chiari nei regolamenti. Niente servizio al banco se non è accessibile direttamente dall'esterno. Prima si diceva che si poteva servire al banco, stamattina ci è arrivata la conferma che così non è e a noi penalizza. Chi è in questa situazione, per di più senza tavolini all'aperto, è costretto inoltre a terminare l'asporto alle 18, una doppia beffa. La richiesta della Federazione dei Pubblici Esercizi è che una serie di limitazioni vengano riviste. La prima richiesta è di rivedere il servizio al banco, che al momento non è consentito. La seconda cosa è la revisione dell'utilizzo dei posti interni, che evidentemente almeno con magari favorendo ricambio d'aria. E poi la terza limitazione ovviamente è quella del coprifuoco. Intanto in città sono ulteriormente aumentati i plateatici. Il sindaco Mario Conte si appella alla pazienza dei residenti. In questo momento noi dobbiamo obbligatoriamente tendere la mano alle attività commerciali. In questa fase particolare, per aiutarci, dobbiamo concedere degli spazi che magari in altri momenti non avremmo fatto, però chiedo davvero pazienza, chiedo davvero un sacrificio e chiedo un aiuto anche ai residenti. Ovviamente ci sarà un occhio di riguardo anche per quelle che sono le loro esigenze e chiederemo rispetto reciproco tra esercenti e residenti.